Con le immagini spettacolari siamo sulla Barcolana di notte Jotun, una regata affiancata al programma della Barcolana, ideata da Mauro Pelaschiere, evidentemente un'idea azzeccata perché è uno degli eventi più longevi tra quelli della Barcolana. Oltre a essere visibile da terra e creare entusiasmo nel pubblico, la regata è ripresa e trasmessa in diretta con il commento sui maxi schermi nell'arena Gas Natural Barcolana, e quest'anno ha anche un'altra novità, la regata dimostrativa che ha voluto promuovere le attività delle barche della classe 2.4 metri, meglio nota anche come Mini 12 per la derivazione dalla famosa classe metrica. La regata si è disputata nelle acque antistanti Piazza dell'Unità, proprio prima del tramonto, in uno scenario bellissimo, come si vede, con un bel vento da terra, con 8 imbarcazioni in acqua, una presenza molto numerosa anche grazie alla Società Triestina della Vela, che ha messo a disposizione la propria base nautica a supporto. Un evento che è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione e alla disponibilità di molte associazioni, di molti atleti, di molti circoli, uguali nel vento Onlus, Compagnia della Vela, Circolo Velico Alto Adriatico, JK Julianic Plovidba. All'organizzazione ha contribuito anche Andrea Stella, il presidente della Lega Navale di Trieste Pierpaolo Scubini, il direttore sportivo della società velica Barcola Grignano Daniele Robba. Naturalmente molta gente, insomma, per questa prima volta dei 2.4 alla Barcolana. I partecipanti in breve: Marco Collinetti, Fabio Zuin, Paolo Bianchini, Manuel Polo, Walter Stenberg, Stefano Maurizio, Cristiano Dagaro e anche un atleta croato, Diego Kukaric. Gli UFO si sono sfidati a partire dalle 19 dopo un tramonto rosso fuoco e alla luce delle fotoelettriche su un percorso a bastone a pochissimi metri da terra, con raffiche improvvise di bora a rendere il tutto ancora più emozionante. Come da tradizione, la Jotun Cup è arbitrata in mare con una giuria inappellabile sui gommoni che si vedono nelle immagini perché seguono le barche e con segnalazioni acustiche possono, e anzi hanno spesso assegnato e deciso delle penalità. Naturalmente, se a tutto questo poi si somma il clima elettrizzante della vigilia di Barcolana, si capisce il perché del coinvolgimento del pubblico in questo evento sportivo ad alto tasso di agonismo. Sono 12 gli UFO che hanno partecipato alla regata, li ricordiamo: Alien Paul Picot con Gianfranco Noè, sono tutti timonieri ed equipaggi di alto livello; Poison con Giulia Pignolo, Gaiardo, Pietro Cerni, Scheggia, Giovanni Durante, Don Quixote, Paolo Tomasi, Ufologi Eurogroup, Lapo Nicola, Lero di Ivo Kvestic e poi Cattivic con Gabriele Benussi al timone, l'abbiamo visto nelle immagini girare in testa, balzare in testa fin dai primi bordi, Gufo di Marco Pellis, Fazzifan di Andrea Micalli e poi Baraimbo di Rein T.S. Martin, unico non della società velica di Barcola Grignano, viene da Desenzano, e infine Re Nero di Stefano Zugna.